Uno. Daniele Placido, per la Ragnatela oggi era importante vincere, è stata una sconfitta amara, forse anche più pesante di quello che vi aspettavate. Che cosa è andato storto? È stata una partita veramente brutta, una prestazione pessima da parte nostra sotto tutti i punti di vista. Gli episodi inizialmente ci hanno penalizzato, ma non ci attacchiamo a niente, nemmeno all'espulsione, perché è arrivato sul risultato ormai compromesso di 4-0, perciò ripartiamo cercando di fare tesoro di questo risultato. Se c'è qualche spunto positivo da prendere, non so, dobbiamo cancellare, perché è veramente una partita brutta, brutta, brutta. Una Ragnatela che comunque continua a lottare per la zona playoff. Oggi era una chance importante per agganciare i vostri rivali. Una statistica che forse potrebbe farci pensare: la Ragnatela Pub contro le fantastiche 4, Footballate, Checco, Cotto né Eurobet non ha mai vinto. Come mai avete queste difficoltà con le grandi, nonostante siete una squadra esperta che comunque potrebbe avere gli strumenti per metterle in difficoltà? Io credo che siano stati risultati abbastanza casuali, perché con Footballette abbiamo pareggiato, col Checco anche, col Checco al ritorno ci è sfuggito il pareggio all'ultimo minuto, perciò abbiamo fatto dei risultati comunque buoni, siamo sempre stati competitivi. Oggi è qualcosa che non ci sta, che non deve accadere. Complimenti a loro, perché sono stati fortissimi, li conosciamo, sono stati straordinari, ma non deve succedere in nessun modo, soprattutto in casa nostra, è una cosa che non deve assolutamente ripetersi. Ultima domanda, si riparte dalla prossima, ma la prossima non sarà una partita di diversa difficoltà. Giocherete contro il Footballate Roma Nord, l'altra grande squadra candidata, sarà un incontro complicato. Che partita ti aspetti? Avete pareggiato 5-5 all'andata, ricordiamo, una partita rocambolesca qui al Ciriaci. La prossima andrete a casa loro, insomma un incontro difficile per ripartire. Li conosciamo, sono una squadra forte, attrezzata per vincere. Andiamo lì cercando di fare risultato. Io sono convinto che abbiamo i mezzi per centrare i playoff e dobbiamo riuscire ad arrivare nelle prime 6 posizioni a tutti i costi. Questo risultato passa anche da una partita difficile come quella che affrontiamo lunedì, ma dobbiamo fare risultato anche per sovvertire un po' la brutta figura di oggi. Grazie a Daniele Placido.